Se i rumori avessero un gusto, lo sfregamento del pestello con il mortaio saprebbe di pesto, una tecnica che rimanda subito alla preparazione della salsa genovese e che si presta anche a competizioni in piazza per l'interesse che suscita in tanti stimatori e curiosi. A Rapallo, durante il Tigullio Expo, è stata organizzata una gara di pesto al mortaio, un'opportunità per far rivivere la tecnica tradizionale nel centro della città e scoprire la storia della salsa, simbolo di Genova. Ci identifica il pesto come la lanterna e il bigo, no? Praticamente è sinonimo di Genova. E solo che il pesto, benché sia diffuso nel mondo, è una tra le più recenti, ne abbiamo 5 ancora più antiche. Già dal 1200 che è l'Agliata, poi il Macchetto, poi abbiamo il Marò, poi la salsa di noci, quinto il pesto. Quindi praticamente il pesto è una delle salse, anzi è la seconda al mondo dopo la salsa di pomodoro. È stata anche l'occasione per svelare alcuni segreti sul perché sia così importante utilizzare il mortaio e non il frullatore per ottenere un pesto perfetto. E solo nel mortaio si riesce a farlo, per una ragione semplice. Se io schiaccio l'aglio c'è un solfuro di zolfo che è la licina, quindi schiacciandolo non si scalda e quindi non viene decuplicato. Chi lo mette in un frullino a 2000-2500 giri viene quintuplicato, solo per l'effetto del calore. Una ricetta che basa la propria forza su pochi ingredienti, da utilizzare freschi, qualità che rende il pesto prodotto in casa molto diverso da quello commerciale. Qui c'è solo 7 ingredienti, quelli dell'industria ce n'è dai 18 ai 25 e devono fare un prodotto commercialmente diverso perché gli oli essenziali che sono nelle foglioline del basilico devono essere fatti al momento perché si ossidano. Quindi c'è un'ossidazione enzimatica e sostanze coloranti aromatiche. Quindi il pesto verrebbe giallo, marrone e nero. Per tanti cultori del pesto l'abbinamento migliore è con le trofie, per altri con le trenette. L'esperto consiglia una tipologia di pasta che rappresenta un simbolo della società genovese del passato. Il miglior modo per assaggiare il pesto sono i mandili. I mandili sono piccoli fazzoletti di pasta fresca, sottili 1,5 mm e 8x8. E erano i fazzoletti delle ricche signore della borghesia genovese.